you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is aware. Know where the bird is. The bird is aware. Tic tac, tic tac, tic tac, il tempo sta sgocciolando, signori miei. 25 febbraio, mancano soltanto 3 giorni alla grande manifestazione di Roma. Il tempo è volato, le ore si sono fatte minuti, le settimane si sono fatte ore e via dicendo. Se voi a casa avete già il vostro biglietto, la vostra prenotazione per andare finalmente a manifestare contro il governo Renzi, bene, bravi, un abbraccione, e sul sito www.renziacasa.com potete vedere che non siete affatto soli. Ma se voi che state ascoltando questa radio padanosa avete sì, diciamo, la volontà di aderire a questa manifestazione lanciata da Matteo Salvini e dalla Lega, ma aperta a tutti, avete sì una condivisione del fatto che questo governo sta facendo più danni di tutti gli altri messi assieme, ma avete una mollezza di fondo, avete dell'accidia, avete dei vizi capitali che vi tengono così nel tentennamento, scioglieteli, fatevi convincere, fate una telefonata allo 02 66 234 234, fate una telefonata e lasciate che i nostri suadenti operatori, i nostri volontari della manifestazione vi convincano. Ebbene sì, oggi è il giorno in cui voi dovete chiamare lo 0266 234 234, specialmente se non siete convinti, e quindi potete godervi la telefonata che potrebbe iniziare così: pronto, sono Marco da Varese. Sono d'accordo, ma non sono tanto convinto di venire perché devo tagliare il prato. Beh, no, un po' freddo per tagliare il prato, devo imbiancare la cucina. E mettete alla prova i nostri volontari al centralino per vedere se riescono a demolire i vostri impegni domestici, la cena coi suoceri, il compleanno del cugino, il 28 scusate, di febbraio. Anch'io sto dando i miei bei numeri. Il 28 di febbraio non ci sono scuse, tutti a Roma per manifestare contro il governo Renzi. Le motivazioni le stiamo tirando fuori in questa settimana dal palinsesto un po' speciale, perché stiamo cercando di fare un po' di sintesi di tante cose che qui, dal nostro punto di osservazione del mondo e del governo, abbiamo denunciato giorno dopo giorno. Sono tanti i motivi per dire Renzi a casa. Questa è una radio che ha tanti difetti ma che non si nasconde, quindi se ci state ascoltando sapete bene che non abbiamo particolare simpatia per nessun governo romano, figuriamoci per quello attuale. Ebbene, Renzi a casa perché? Stiamo cercando di tirare su 101 motivi, siamo a quota 55, lo stiamo facendo assieme, quindi tra poco riapriremo le linee. Nel frattempo vi do il numero di SMS 346 64 277 56, scaldate i polpastrelli e incominciate a mandarmi qualche Renzi a casa perché, possibilmente cose molto concrete, però non voglio mettere tappi alla vostra creatività. E adesso sentiamo If You Wanna Be a Bird Song dei Holy Modal Rounders. If you wanna be a bird.
Erano gli anni 70 in cui andavano queste canzoni, Bird Song, questi suoni un po' così da Route 69, da lingua d'asfalto che si perde nella notte mentre voi sulla vostra Harley immaginaria cavalcate le praterie. Insieme oggi pomeriggio proviamo a continuare la nostra strada 101 e invece la Route 101 per mandare a casa Renzi. Sono tanti i motivi che abbiamo collezionato fin qui, ma non sono ancora abbastanza, secondo me. Dobbiamo andare avanti a sprombattuto, quindi caro regista spalanchi le linee 0266 20 35 29. Renzi a casa perché? Puntini puntini. Datemi le vostre motivazioni, possono essere motivazioni critiche su quello che è stato fatto finora, e ne abbiamo raccolte tante, ad esempio perché ha tagliato le risorse alle forze di polizia, perché ha approvato lo svuota carceri, per l'IMU sui terreni agricoli, perché non ha toccato i privilegi dei grandi concessionari monopolisti tipo Benetton su autostrade, perché il governo dà una sensazione di incompetenza, per la riforma della Costituzione, insomma per il Job Act, per tante cose negative. Possiamo andare avanti su questo frangente se secondo voi il nostro elenco non è completo, oppure possiamo anche utilizzare Renzi a casa perché in positivo, ossia Renzi a casa perché senza di lui potremmo puntini puntini avere la sovranità monetaria, potremmo usare la maglietta anche a dicembre perché non farà più freddo, non pioverà più, insomma non voglio condizionarvi, però penso che ci siamo capiti sia in negativo che in positivo. 0266 20 35 29 è il numero per intervenire in diretta, gli sms invece al 346 64 27756. Prendiamo il primo ascoltatore, la cornetta più veloce del nord, che però ha avuto un momento di agitazione proprio un secondo prima che si aprisse il sipario sulla sua telefonata, ha fatto cadere la linea. Sì, e succede, non c'è problema, richiamate senza problemi. Intanto ci arriva un sms di gli Anonymous di Trieste che hanno fatto un sogno, anzi ci scrivono dal futuro. Ti scrivo, dice l'Anonymous, mentre ti ascolto in replica nel futuro, la manifestazione del 28 è andata benissimo, Renzi si è gonfiato di rabbia come una mongolfiera ed è volato via. Ora ci sono le consultazioni al Quirinale mentre gli F-35 pattugliano i cieli cercando l'ex premier. Abbiamo fatto un buon lavoro con 101 motivi per mandarlo a casa. Beh, speriamo che questo rito radiofonico sciamanico possa addirittura produrre degli effetti. Intanto va bene a far sintesi di tutto quello che rimproveriamo a questo governo dei selfie e degli annunci. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Devi spegnere la radio. Tappio, 2 punti a capo. Renzi, sintesi chimica per il laboratorio di marketing politico. Ciao ciao. Perché è solo marketing, ok? È già uno degli aspetti che abbiamo toccato comunque, perché la motivazione numero 11, Renzi a casa perché solo parole, ci avete scritto. Intanto un po' di spiritosaggini per sms che fanno sempre così sorridere e arricciare i baffoni dei nostri ascoltatori delle valli. Renzi a casa perché così fa compagnia a suo papà inquisito per bancarotta, e poi Walter che fa notare una cosa: Renzi a casa perché non è di sinistra, e in effetti è assolutamente vero, tutto è Renzi meno che di sinistra. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sono Egidio da Seregno. Buongiorno Egidio. Voi volete mandare a casa Renzi? Sarebbe interessante. Un'ora fa ho sentito una novità, che i musulmani hanno fatto la preghiera finale del Ramadan in Piazza del Duomo. Sì. E in base a questa preghiera la Piazza del Duomo è diventata il luogo sacro dell'Islam. Sì, c'è un'interpretazione molto stringente dell'Islam che dice dove si fa la preghiera lì poi è luogo, diciamo, luogo sacro, quindi islamico. La coppia esatta della Madonna. Sì, quello era l'argomento. Ma dove siamo arrivati? Queste sono grandi domande che teniamo nel nostro etere, ma andiamo avanti con le grandi risposte noi. Renzi a casa perché? Puntini puntini. Io non ci credo che ci fermiamo a 57, sono comunque motivi grossi questi che abbiamo tirato su. È difficile forse inquadrarne ancora qualcuno. Francesco di Montebelluna ci scrive: Renzi a casa perché non fa gli interessi del popolo, ma dei poteri forti contro il volere della grande maggioranza degli italiani. Anche questo fatto, il fatto di essere un premier di fatto antidemocratico, è ampiamente una delle cose che rimproveriamo a questo governo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Maria di Milano. Salve Maria. Buonasera. Senta, parla troppo.
Io o Renzi Renzi? continua a chiacchierare e non si capisce un tubo di quello che dice. Io o Renzi? E poi nessuno l'ha votato. Chi l'ha Allora è voluto? Renzi, bene, meno male. Ma chi lo conosce? Mi Hai sembra visto? di vedere Pinocchio. Va bene, grazie Maria. Buonasera, auguri. Buona Lega. Grazie, Ciao. buona Lega mi piace, buona Padania, buona Lega, non lo so. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, sono Marcello di Novara. Buonasera Marcello. Allora, Renzi a casa perché il vero Matteo è Salvini. Ecco, questa è in positivo e fa un po' il paio con una che avevamo già raccolto, anche questa un po' ironica, diceva Renzi a casa così Matteo Salvini in televisione cambia maglietta. Questa diciamo che la metterò come centunesima. Deve metterne di più anche scritta sulla schiena, diversa. Va bene. Una davanti e una di dietro. Va bene. Grazie mille Marcello. Ciao. Grazie mille. Andiamo avanti con le vostre telefonate che arrivano a pioggia. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Bruno da Milano, ciao. Ciao Bruno. Bravissimo. Senti, no, io direi che sono d'accordo sul fatto che Matteo non è di destra, non è di sinistra, ma che alla bisogna diventa di sinistra, di estrema destra, di qualunque partito gli serva per andare avanti e fare le sue porcate. Grazie. Grazie mille. Questo è un altro degli aspetti. L'avevamo un po' trattato, anche se in modo più faceto, parlando delle 50 sfumature di Renzi, di come lui fosse, avevate detto, un icosaedro, e vuol dire come si dice? Un dado con 20 facce. Ecco, questo è il massimo del lessico tecnico che riesco a utilizzare per spiegare cos'è icosaedro. Un dado con 20 facce. Pronto? Sì, ciao, buona Padania. Ciao, come ti chiami? Allora, Paolo Varese. Ciao. Ma è molto semplice. Renzi a casa perché ho voglia di rigodermi il mio territorio. Cioè il piacere di vivere, il piacere di guadagnare, spendermi i soldi senza essere vessato e passare per delinquente, perché adesso non c'è neanche più gusto a guadagnare i soldi, si guadagna solo per sopravvivere, perché nel momento in cui ti concedi qualche cosa diventi un delinquente, è una cosa, ti passa la voglia di vivere. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, non è mica difficile per quanto riguarda il nuovo luogo sacro. Prendiamo dei bei maialini, li portiamo al pascolo e già tutto finito in Piazza Duomo. Giusto per dare una risposta a tono, grazie mille. Quello era comunque un argomento di prima e quindi io lo chiuderei, l'argomento Piazza del Duomo e Madonnina. Stiamo su questa questione e anche sul fatto che culturalmente Renzi ha dato una risposta adeguata a quella che è l'ondata anche culturale dell'estremismo islamico, secondo voi, oppure no? Sotto il governo Renzi non sono forse fioriti anche tanti casi di scuole che hanno vietato il presepe, le rappresentazioni. Adesso non so se ricordate, nel periodo di Natale sembrava che dire di fare il presepe insomma fosse un gesto quasi rivoluzionario. Questo potrebbe essere un qualcosa da inserire all'interno delle nostre arrivate ora 59 motivazioni per cui dire Renzi a casa. Pronto? Pronto? No, aspetta, l'argomento lo chiudi dopo di me, dai, quello della Madonnina. Ma che, ragazzi, sintonizzatevi prima, va bene. Non ci sono riuscito a intervenire. Va bene, prima. chiudi la parte sulla Madonnina. Ascolta, niente, io penso che il Pisapia, non so se abbia ragione o abbia torto, francamente non lo considero neanche, né come uomo né come cristiano. Ti dico solo una cosa, che se la fabbrica del Duomo vuole, e io vorrei che si imponesse, basta che metta la Madonnina sul sagrato. Il sagrato è quella parte lì anteriore alla chiesa che è di proprietà ancora del Duomo, è praticamente coincidente con la scalinata, ancora un pezzettino di Piazza del Duomo. La Madonnina sta anche bene lì, che è in primo piano, la vedono tutti bene. Grazie. Va benissimo lì. Grazie mille. Guarda, la infiliamo a forza nelle 59 motivazioni, perché anche Renzi a casa perché anche la Madonnina non trova posto a Milano, va bene? Così abbiamo chiuso l'argomento e l'abbiamo inserito nel nostro elenco, che è un elenco che tra poco poi vi leggerò in maniera integrale, ma è interessante secondo me perché fa un mosaico di tutto quello che nel nostro immaginario e nella nostra realtà soprattutto sta accadendo da quando Matteo Renzi è al governo. Forse il processo inizia prima, inizia con Letta e inizia con Monti, come anche ci avete sottolineato in una delle motivazioni. Prendiamo l'ultima telefonata, le ultime due. Pronto? Prendiamo l'ultima telefonata. Bisogna spegnere la radio, signora, eh? Prego. È in onda? No, pronto, scusi. No, è spenta la radio. Oh, perfetto, è in onda. Chiamo da Bologna. Renzi a casa perché ci ha rubato il futuro. E ci ha dici rubato niente. i sogni, ci ha rubato le speranze.
Quindi ora che se ne vada, che faccia posto al nostro capitano. Grazie, dici niente, ha rubato il futuro, dici niente, un bottino alla portata a casa. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Massimo. Ciao Massimo. Da Varese. I motivi perché Renzi vada a casa? Sì? Allora, perché Renzi, Letta e il caro amico Monti in questi anni hanno demolito le forze dell'ordine italiane. E questo è un altro dato che poi si ripercuote sulla nostra sicurezza di tutti i giorni. Dopo la pubblicità, dopo il GR, faremo l'elenco, il riassunto di dove siamo arrivati. Siamo arrivati a quota 60 e quindi, anche se tutti sono lì a incendiarlo, possiamo dire con una certa fierezza qui a Radio Padania che noi Renzi non ci piace. Come dire, tutti sì, ma noi no.